Buongiorno e benvenuti all'Istituto Alberghiero Giuseppe Cipriani di Adria. Sono Melissa di quarta accoglienza e approfittando della scuola aperta volevamo farvi vedere tutti i servizi della nostra scuola. Sono le nostre cucine della nostra scuola e ora lascio la parola al professor Crepaldi che spiegherà un po' in cosa consiste il corso di cucina. Salve a tutti, buongiorno. Allora, qui dentro noi siamo nel laboratorio numero 2. All'interno della nostra scuola abbiamo 4 laboratori. I 4 laboratori sono ben diversi uno dall'altro. Ne avremo 2 grandi dove lavorano le classi di terza, quarta e quinta e 2 un po' più piccolini come questo che state vedendo in cui lavorano le classi di prima e di seconda. Io ricordo che le prime e le seconde sono divise a gruppi, una classe di prima viene divisa in 2 gruppi, e un gruppo lavora in cucina una settimana e la settimana successiva lavora in sala, appunto per far vedere tutti i vari servizi che ci sono in questa scuola. Questo è un laboratorio completo, un laboratorio di pasticceria ed ha tutte le attrezzature che vengono utilizzate per fare la pasticceria. Ve le faccio vedere a rotazione. Da questa parte abbiamo la macchina del gelato, eccola là, la Bravo, poi la macchina sottovuoto a sinistra ancora abbiamo la macchina per il forno per fare la pizza. Non possiamo fare la pizza a legna ma possiamo fare la pizza elettrica con il forno elettrico, e poi a rotazione vedete tutti i vari macchinari che servono in una pasticceria, quindi le varie impastatrici, la sfogliatrice bianca in fondo là sulla sinistra, la stufa centrale e poi logicamente i tavoli di lavoro dove i ragazzi lavorano. Ecco, diciamo, questo laboratorio qua viene usato di regola da un gruppo di ragazzi di 10 ragazzi, come numero arriviamo fino a 10. Poi a volte può succedere, insomma, che venga utilizzato anche per la banchettistica, cioè vuol dire che durante i banchetti che facciamo in collaborazione con enti pubblici, i ragazzi si spostano in questo laboratorio e preparano tutta una serie di pietanze come quelle che vedete qua sul tavolo, che sono aperitivi e dolci fatti con il lavoro dei ragazzi. Quindi abbiamo degli strudel, degli arbazzoni, delle pizze, delle sfogliatine, dei bignè, abbiamo un po' di tante cose, insomma, che degli strudel di mele, degli strudel di verdura, insomma, che fanno i ragazzi. Eccoci nella seconda cucina, sempre con il prof Crepaldi. Quali sono le differenze tra una cucina e l'altra? Sono differenze veramente grandi, basta vedere la dimensione di questo laboratorio. Questo laboratorio numero 1 è nato tantissimi anni fa, più di 50, ed è un laboratorio che è stato studiato per far lavorare un gruppo di 20 ragazzi, e quindi qua parliamo di classi terza, quarta e quinta, quindi con dei corsi superiori, con degli alimenti completamente diversi e con delle tecniche completamente diverse. Alle mie spalle, per esempio, se potete vedere, c'è tutta l'organizzazione per la panificazione, quindi abbiamo il forno da panificazione, abbiamo una camera di lievitazione che funge anche da camera di fermabiga, quindi se la lievitazione è troppa la ferma, quindi la blocca la temperatura, una camera di forno rotante, varie impastatrici da pane che vedete qua sulla sinistra, e poi logicamente un grande tavolo da lavoro dove gli insegnanti fanno vedere tutte le preparazioni di fronte ai ragazzi, come di solito si fanno in tutti gli istituti. Ecco, se vedete sulla mia destra c'è un impianto, eccolo qui, un impianto da stufa, che è un impianto molto tecnologico e molto all'avanguardia. Lo potete notare perché è una cucina a sbalzo. A sbalzo vuol dire che all'insotto non ci sono i forni per la sicurezza dei cuochi, e i forni vengono sistemati a lato, vedete sulla destra, a lato dei muri, quindi lungo la corsia dei muri. Qui si lavora come se fosse un ristorante. Là di fronte a voi avete il PAS con le finestre aperte, i camerieri che fanno il servizio di sala, e quando c'è il servizio di abbinamento il PAS viene aperto e c'è lo scambio delle pietanze che vengono fatte in cucina e date ai camerieri per il servizio, come succede in un ristorante, con le comande, con il maître che chiama le comande, con lo chef che chiama il servizio, con l'abbinamento dei vini, con tutto quello che può esserci in un ristorante qualsiasi o una pasticceria qualsiasi. Noi prepariamo i nostri ragazzi per questo.
secondo corso della nostra scuola è il corso di sale e vendita e siamo qui con la prof Furegato che ci spiegherà un po' in cosa consiste. Allora, il corso di sale e vendita è formato essenzialmente da 3 articolazioni, si potrebbe anche dire. Noi insegniamo ai ragazzi a studiare il menù e quindi a preparare correttamente la sala, insegniamo anche a gestire la parte del bar, sia a livello di caffetteria che di cocktail, insegniamo anche, diamo la base per cominciare a conoscere il mondo dei vini e l'abbinamento cibo e vino. Un altro settore della nostra scuola è l'accoglienza turistica e infatti siamo qui con la prof Riello che ci spiegherà in cosa può consistere l'accoglienza turistica. Benissimo, grazie Melissa. Allora, come diceva Melissa, il terzo laboratorio del nostro istituto è proprio l'accoglienza. Ragazzi che in prima e in seconda hanno il maglioncino grigio e al termine della seconda, scegliendo il settore di accoglienza, la divisa si trasforma e inizia appunto il triennio di specializzazione. Che cosa andranno a fare i ragazzi? I ragazzi seguiranno tutto ciò che riguarda l'accoglienza del cliente, sia all'interno dell'hotel sia nelle agenzie di viaggio. I ragazzi saranno chiamati già dalla terza a preparare alcuni progetti all'interno dell'istituto che saranno il progetto Ti faccio da guida, quindi i ragazzi di terza accompagneranno i ragazzi delle classi prime in visita in una città d'arte. In quarta, con il progetto Polesine Cultura da gustare, i ragazzi di quarta, quindi la classe di Melissa quest'anno, andrà ad approfondire il territorio polesano e del Delta del Po. E poi durante gli eventi delle classi quinte i ragazzi si cimenteranno proprio nella specializzazione dell'organizzazione degli eventi, sia con enti all'interno appunto dell'istituto sia con enti esterni, quindi in collaborazione per esempio con il Parco del Delta, con CNA e con altre associazioni, quindi ci saranno anche degli eventi all'esterno del nostro istituto. Da Melissa e dal Cipriani è tutto, linea allo studio.